Sono mesi molto intensi, abbiamo cominciato a lavorare subito sullo spettacolo a ritmi elevatissimi. Abbiamo debuttato la prima data a Pesaro e poi Parma e poi avanti per una tournée che sarà una cavalcata eccezionale. Sono molto contento perché è uno spettacolo di grandi emozioni per noi che lo facciamo e per il pubblico che ci viene a vedere. Indubbio che non ci possono essere cali di tensione perché è uno spettacolo che richiede sempre il massimo dell'attenzione e proprio dell'energia, l'energia, ecco. Noi lavoriamo, forse voi non sapete, ma quando si è in teatro si lavora a dei ritmi pazzeschi, si sta mesi magari in attesa di lavorare e poi improvvisamente giorni, si parla di 2-3 settimane, senza la minima pausa, a 12-13 ore al giorno e naturalmente con un'intensità massima e senza neanche tutti i mezzi che normalmente hai durante lo spettacolo vero e proprio, quindi magari cantare a voce spiegata senza microfono, con le basi invece al massimo del volume. Certamente se non ti tempri in queste situazioni non ti tempri mai. Un'emozione pazzesca, sì, la prima volta che sono entrato all'Arena di Verona, da dietro, perché c'ero già stato da spettatore, avevo visto Sting, Jarreau, un sacco di personaggi, di grandi artisti, metto il piede su queste pietre millenarie e mi rendo conto che su quella stessa pietra, magari appoggiato a quella stessa parete, c'era stato Pavarotti, piuttosto che la Callas, piuttosto che i miei idoli del momento e mi sono sentito veramente un privilegiato. Sono un prete Ah sì, vorresti fare il musical? Beh, insomma, intanto per cominciare devi avere una volontà di ferro, devi avere una passione di ferro e devi seguire il tuo sogno non contro tutti, ma al di là di tutto, oltre tutto, perché è quello che tu vuoi realizzare per la tua vita, per essere felice. Chi è più felice di chi riesce a fare il lavoro dove si diverte, il lavoro che gli piace? Nessuno. Quindi io te lo auguro, ti auguro di poterti preparare, di poter spendere ore e ore nella preparazione di uno spettacolo, perché quella è sicuramente il momento più bello di tutti. Poi sì, c'è l'applauso del pubblico, ma viene dopo tutta questa trafila di fatiche che vengono ripagate da quel famoso applauso.